sempre attraccare su tutti i voli. Basta la propaganda, passiamo dalle parole inutili ai fatti concreti. Questo è l'unico magazzino attualmente al mondo che funziona senza uomini in cella, a meno 20. Perché la politica in questo momento non è vicina al cittadino, non è vicina al piccolo comune. Non vengono date le risposte. Hai qualche idea su come fare, riorganizzandoli? Abbiamo anche start-up che stanno proprio sviluppando sistemi di trovo e cerco lavoro molto innovativi che noi stiamo guardando con molto interesse. Benvenuta. Sono molto contenta, grazie di questa bellissima accoglienza. Veramente. Allora, 4.600 abitanti e abbiamo 20 associazioni. Questa è una relazione che sto mandando alla Regione Veneto. Io sono il confinante col depuratore. Questa è l'acqua. Ogni volta che piove. Ogni volta che piove. Venezia arriviamo, stiamo arrivando. Ma prima di uscire le signore di una certa età ci abbracciano. Ah sì, e quelle giovani? Scampa e ha paura di madre. Questo museo, che è l'emblema del territorio anfibio veneto, la regione se che abbia mai ricordato. Una risorsa nazionale e internazionale. Lo dedicai a mia vita per questa roba qua. E non è possibile che un museo così non abbia da essere sostenuto. In febbraio scorso abbiamo subito un'alluvione che ci ha veramente devastato, ha distrutto tutte le abitazioni, non se ne è salvata una. La politica non è un'opportunità, o meglio non è prima un'opportunità, ma è un servizio. L'opportunità è quella di mettersi al servizio.